Due importanti provvedimenti discussi oggi in prima commissione che riguardano i rapporti tra regione e enti locali. Uno in particolare riguarda tutta la parte che porta alla fusione di più comuni tra di loro, appunto per la semplificazione e anche l'armonizzazione dei servizi al cittadino. Oggi la procedura è abbastanza complicata, è abbastanza pesante dal punto di vista burocratico. Questa proposta di legge intende a semplificare questo processo. Altro importante provvedimento riguarda la possibilità di andare oltre i confini delle associazioni tra comuni per quanto riguarda l'attività di consorzi come quelli di pulizia, come quelli che agevolano il servizio al cittadino. D'accordissimo nel semplificare l'iter per arrivare al referendum che coinvolge la cittadinanza, che si possa esprimere liberamente senza giudizi di merito da parte della Regione sulla fusione che vuole portare avanti. Poi è importante il provvedimento presentato dal consigliere del Partito Democratico Azzalin, che tende a valorizzare il lavoro del Consiglio regionale, soprattutto nella sessione di bilancio, e quindi evitare che ci siano norme che la Giunta propone, innumerevoli norme che sotto la dizione di semplificazione e manutenzione ordinamentale in realtà introducono tanti provvedimenti, scavalcando così il parere delle commissioni e il parere del Consiglio regionale in quanto tale. E quindi ecco, facciamo una proposta perché nel collegato ci siano solo norme finanziarie e quando si arriva in bilancio prima si affronti il collegato con le norme finanziarie e poi si va al bilancio.